Preside, una giornata dedicata all'Europa per sottolineare i valori e per coinvolgere i ragazzi in un'iniziativa importante. Assolutamente sì, ancora oggi il Liceo Leonardo si candida ad essere una scuola attenta alla formazione civile dei nostri ragazzi, la formazione alla cittadinanza. In particolare oggi celebriamo la cittadinanza europea. È un'iniziativa che ovviamente era stata programmata per la giornata dell'Europa che cade il 9 maggio, per ragioni di carattere meteorologico l'abbiamo spostata ad oggi, ed è una giornata in cui veramente l'Europa si sentirà particolarmente, ma l'Europa intesa come carico di significati quali diritti, solidarietà, cittadinanza, uguaglianza, libertà dei cittadini, cioè quegli ideali che a partire da Altiero Spinelli e successivamente con la dichiarazione di Schuman hanno portato poi alla creazione della nostra Unione Europea. Ed è importante, io credo che oggi sia oltremodo importante formare, preparare e raccontare ai ragazzi il valore della cittadinanza europea. I nostri ragazzi si sono espressi in maniera ovviamente eccellente, puntando intanto su tutte le forme di arte, dalla recitazione alla pittura, al canto, alla musica, ma anche facendo un'attività di ricerca e sfruttando le tecnologie, per esempio creando un sito, un meraviglioso sito che contiene numerosi passaggi anche critici costruiti dai nostri ragazzi proprio sul valore dell'Europa e sulla figura di David Sassoli, perché oggi abbiamo voluto raccontare e dedicare questa giornata dell'Europa al compianto Presidente del Parlamento Europeo, anche per sottolineare quanto la pacatezza, soprattutto il senso di cooperazione, di equilibrio che David Sassoli ha esercitato nell'espressione del suo ruolo siano importanti per gestire un consesso che non ha solo natura economica ma primariamente una natura politica. Sono Francesco Manazza. Io sono Marta Veneziano. E io e la mia classe abbiamo presentato il mito di Europa, quindi partendo dalla tradizione, e in primis ho recitato personalmente il mito di Europa in lingua latina. Successivamente le mie compagne hanno presentato il mito in lingua sia francese che tedesca, ma anche inglese, per appunto vedere il mito in quelle che sono tutte le lingue, le più lingue che noi comunque studiamo a scuola e quindi fanno parte della comunità europea. Sono Valentina Carbone. Io sono Martina Patti. Oggi presentiamo il nostro progetto, è un sito web, EuroTogether. Vogliamo mettere in evidenza i vantaggi che l'Unione Europea ci dà in quanto cittadini, in particolare l'integrazione e la mobilità studentesca. Ingegnere Barone, oggi si inaugura anche il percorso turistico dedicato a David Sassoli, un viaggio sentimentale. Sì, siamo molto contenti, potremmo dire purtroppo per David Sassoli utilizzare un avverbio o un aggettivo: siamo felici dell'iniziativa, siamo dolenti per averlo perduto, per avere perduto un sano uomo europeista, un sano cittadino del mondo, una persona che ha dato a noi, a tutti i ragazzi che sono qui presenti oggi del Liceo Scientifico Leonardo, degli insegnamenti che rimangono indelebili nella storia. Perché David ha percorso, conosceva anche Agrigento e ha percorso nella sua vita varie tappe in maniera seria e umile e tale da poter avere anche la presidenza del Parlamento Europeo. Oggi cosa facciamo? Un viaggio sentimentale non itinerante, perché era previsto per la giornata dell'Europa il 9 di maggio, ma le intemperie e l'allerta gialla ci ha fatto spostare ad oggi il 26 maggio. Ben venga questo spostamento, era dovuto, e oggi con i ragazzi faremo questo viaggio con varie tappe ideali sul palco qui dell'anfiteatro Caos, a Piazzale Caos, con la dirigente scolastica che onora, con il signor sindaco che sta per arrivare e con tutti gli operatori che hanno ricevuto gli inviti, i giovani e i docenti che li hanno curati. E speriamo che possa riuscire bene. Il tempo stavolta è ottimo e quindi dovremmo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello poi di educare
L'obiettivo è della scuola, perché qui c'è un connubio fra il Liceo Scientifico Leonardo, rappresentato proprio dai ragazzi, ma dal dirigente scolastico che in tutti gli anni ha sempre mostrato attenzione al carattere educativo verso gli ideali della nostra identità. Noi, i ragazzi lo sanno, devono crescere nell'identità siciliana, agrigentina, nell'identità italiana e nell'identità europea, cittadini del mondo ma cittadini europei, che devono difendere in questi giorni specialmente gli ideali della pace, di cui si parlerà in questo viaggio sentimentale.